Cosa dice l'utenza delle frazioni del servizio bus a un paio di mesi dal suo via nella nuova forma, considerando che le domeniche continuano ad essere escluse dal servizio, tutte tranne Cabianca? Certamente non si può dire soddisfatta, sappiamo che le lamentele sono molte, che per tornare ai vecchi orari, quelli di pre-Arriva Veneto, metterebbe la firma. Sappiamo che ci sono ancora cambiamenti in atto, non sappiamo di che portata, ma probabilmente nei prossimi giorni il servizio offerto dalla navetta subirà modifiche. Se in meglio o in peggio lo sapremo solo quando gireranno voci ufficiali, anche se in peggio sembra essere difficile. Chi sta pagando maggiormente per la mancanza di un servizio durante i festivi sono i ragazzi che non possono raggiungere gli amici in centro e devono adattarsi a rimanere nella frazione. Fortunati in questo senso i ragazzi di Calino che, se decidono di muoversi in bicicletta, hanno solo un breve tratto di Romea da affrontare, inizialmente sotto la supervisione dei genitori, per imparare ad essere indipendenti, ma con consapevolezza ed attenzione. Ci si chiede perché le corse verso il Clodì non vengano allungate fino a Calino e Isola Verde, ci ha detto un utente. Si prenderebbero 2 piccioni con una fava. Con la frequenza delle corse verso il parco commerciale, la frazione non avrebbe più problemi. Gli orari attuali, con coincidenze che non ci sono e corse al cavallo per arrivare in tempo, non permettono una gestione tranquilla del tempo che si trascorre a Chioggia, che si debba fare un corso extrascolastico, che si vada dal medico o semplicemente a fare una spesa. Chiunque si pronunci chiede che vengano ripristinati i vecchi orari, cosa che, avendo un monte chilometri maggiore rispetto alla gestione di ACTV, non dovrebbe essere complessa, come invece sembra che sia. Arriva Veneto ha sbagliato a fare tabula rasa degli orari ACTV, non solo per il numero di corse che ha rivoluzionato complicandoci l'esistenza, ci ha detto un utente, ma anche per tutte le coincidenze che rendevano possibile muoversi con comodità e senza difficoltà. Resta inspiegabile, e lo era anche per l'assessore Chio, che però non sembra aver avuto la meglio con Arriva Veneto, che possano salire sui bus a chiamata solo coloro che hanno fatto richiesta, anche se altri attendono alla stessa fermata. Lo si spiega solo con un'attenzione maggiore ai dati del servizio ricavabili dagli accessi all'app che non all'utenza, che dovrebbe essere il fulcro del servizio. Si continua comunque ad attendere la commissione, rimandata in vista dell'incontro con i vertici di Arriva Veneto, ma mai riconvocata, e sì che di problemi di cui discutere ce ne sarebbero a iosa. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.